Stando ad oggi ne prendiamo atto, pare che appunto dall'1 di marzo debba cambiare la vita e il benessere dei dipendenti del Corpo di Polizia Municipale, a discapito anche di un'efficienza ed efficacia del nuovo modello che porterà anche per tutti i cittadini di Padova. Noi auspichiamo che il dialogo possa riprendere in seno alla prossima convocazione che ci sarà da parte del prefetto per trovare una soluzione finché possa coniugare il benessere dei cittadini, a cui noi ovviamente teniamo, e il benessere del personale. Perché i nuovi orari non piacciono? Che poi è un ritorno praticamente al passato. I riposi decisamente per un lavoro stressante come il nostro vanno evidentemente ponderati e vanno possibilmente unificati ad altri riposi. Sta passando l'idea però che gli agenti di polizia locale non vogliono lavorare il sabato. Ci dispiace questo, che chi evidentemente dovrebbe tenere ai propri dipendenti quasi quasi sulla carta stampata ci fa sentire delle persone inadatte. Noi andremo dal prefetto con delle proposte che di fatto l'amministrazione ha già in possesso da mesi. Noi diremo e faremo presente che con il nuovo modello orario, le 6 ore, di fatto si vanno a perdere dalle 25 alle 26 persone al giorno. Se fino adesso lavoriamo 5 giorni su 7, facciamo più ore al giorno. Se invece lavoriamo su 6 giorni, vuol dire che ogni giorno lavoreremo meno, perché le ore quelle sono. In questo modo avremo, in nome di un obiettivo finto, avere più vigili al sabato che ci sono già, avremo meno personale durante la settimana, soprattutto nelle ore di punta, e avremo più costi. Allora, guardi, signor Sindaco, io mi rivolgo direttamente a lei perché nelle poche occasioni che ho avuto di incontrarla mi è sembrato un uomo pratico e di buon senso, al di là del gioco delle parti e della dialettica. Io sono convinto che da uomo pratico e da imprenditore lei è abituato a ragionare di cose concrete. Allora torniamo al tavolo e parliamo di cose concrete e cerchiamo di trovare una soluzione, perché credo che questo cancan, questa conflittualità che si è innescata alla fine non giovi a nessuno, non giova all'amministrazione comunale, non giova alla polizia locale, non giova ai cittadini. Voglio anche ricordare che non è un lavoro come un altro. Tutti i lavori vanno rispettati e hanno uguale dignità, ma lavorare in strada è un po' diverso che fare lavoro impiegatizio, pur rispettabilissimo e necessario. Lavorare in strada vuol dire essere soggetti a rischi, a stress. Quindi consideriamo anche questo, che avere 2 giorni di recupero psicofisico, se si fa un certo tipo di lavoro, è estremamente importante. Riduce lo stress da lavoro correlato, riduce la malattia e rende il personale più tonico e più pronto all'intervento.